Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Parliamo quest'oggi di una realtà molto importante del territorio che quest'anno compie 20 anni di attività e mi sto riferendo all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, un centro davvero di eccellenza in tutto il Veneto, ma non solo, direi proprio nel panorama nazionale. Ne parliamo quest'oggi in compagnia delle mie ospiti, una puntata tutta al femminile. Saluto e ringrazio la dottoressa Oriana Romanello, amministratore delegato di Oras, ben trovata nei nostri studi. Do il benvenuto anche ad Elena Montagner, responsabile di ingegneria clinica in Oras, ben trovata e grazie di essere con noi. Saluto e ringrazio in collegamento Skype le due dottoresse Gloria Viotto, coordinatrice delle professioni sanitarie, e Stefania Bortolin, responsabile delle risorse umane in Oras. Ben trovate e grazie di essere in collegamento con me. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, parto da lei, dottoressa Romanello. Abbiamo detto che Oras, questo ospedale davvero molto importante del territorio, quest'anno compie 20 anni di storia. In queste puntate che abbiamo fatto insieme anche a medici, insomma a vari attori, protagonisti di Oras, abbiamo davvero fatto un riepilogo importante di tutta l'attività fondamentale che Oras offre per il territorio, a partire dalle varie tipologie di riabilitazione, cardiologica, pneumologica, il servizio dedicato alle mielolesioni. Poi abbiamo parlato di prevenzioni, di stili di vita e quanto importante siano per appunto il benessere delle persone, ma poi abbiamo parlato anche di un altro aspetto fondamentale, quello dell'offerta ambulatoriale di Oras e con l'attivazione anche del nuovo servizio Oras Plus. Quindi davvero degli approfondimenti che abbiamo voluto fare per far conoscere questa realtà del territorio che forse non ci rendiamo nemmeno conto di quanto possa essere un centro di eccellenza fondamentale per i servizi che offre ai cittadini. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio Alice. Con oggi appunto si conclude il ciclo di questi 5 approfondimenti dedicati a Oras, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, che ha avuto così l'occasione e l'opportunità di presentare i suoi vari ambiti di operatività. Come diceva Alice, quest'anno si compie il 20° di Oras, Oras nata quindi nel 2004 come sperimentazione gestionale dedicata alla riabilitazione in primis cardiologica, ma poi a seguire anche pneumologica e neurologica. E come tutte le organizzazioni sanitarie è fisiologica l'evoluzione, fisiologico l'ammodernamento continuo e anche il trasformarsi a seconda dei bisogni dei pazienti, perché la logica e la natura riabilitativa è quella di avere appunto il paziente, la persona al centro, quindi non tanto il problema di salute del paziente ma il paziente stesso, e di mettere a disposizione dello stesso tutte le possibilità riabilitative di cura che il sistema appunto può offrire. Con questo approccio Oras si è trasformata in questi 20 anni, è nata appunto come sperimentazione gestionale, quindi una delle 4 forme di sperimentazione gestionali che la Regione Veneto avviò appunto in quegli anni, e grazie ai buoni risultati ottenuti nel 2014, quindi 10 anni dopo, fu stabilizzata nel panorama dell'offerta pubblica del sistema sanitario regionale e quindi è di fatto una realtà riabilitativa d'eccellenza della Regione Veneto. In questi anni chiaramente c'è stata un'evoluzione che sicuramente in primis è avvenuta negli ambiti degenziali, quindi dei nostri reparti, ma come ricordavi in apertura un'evoluzione anche dei servizi appunto ambulatoriali. Il poliambulatorio, che è stato ben presentato dai colleghi nelle precedenti puntate, attualmente è un punto di offerta strategico dell'azienda ULS2 e contribuisce a dare risposte importanti anche con riguardo ai tempi di attesa delle prestazioni appunto specialistiche e anche della diagnostica, quindi di tutto quello che è la radiologia che è stata presentata anch'essa. Quindi un sistema in continua evoluzione
Con me oggi la collega che si occupa appunto dell'ingegneria clinica e collegate le colleghe che si occupano del secondo fattore principale in ogni organizzazione sanitaria, cioè il capitale umano, che è e resta sempre al centro delle nostre attenzioni. E sarà insomma l'occasione anche per scoprire e conoscere un po' meglio le professioni sanitarie, la loro importanza e il loro ruolo davvero fondamentale. Di questi 20 anni di Horas, dottoressa Romanello, una fetta, un pezzettino insomma combacia con la sua storia in Horas. Lei è da 3 anni in Horas, nel ruolo di amministratore delegato. Come l'ha vista cambiare Horas, questo ospedale, questo centro di eccellenza che abbiamo ricordato più volte in questi 3 anni? Beh, diciamo che a me è toccato in sorte di arrivare in un momento difficile per il sistema nel suo complesso, non tanto per Horas, perché parliamo ovviamente della post-pandemia, quindi un momento storico difficile, un momento storico che ha determinato un cambiamento di tutte le organizzazioni di produzione, non solo quelle sanitarie, ma specificatamente quelle sanitarie, e l'affacciarsi in un mondo che è notevolmente cambiato rispetto a prima, un mondo che non tornerà più quello di prima, e questo è un aspetto che possiamo toccare con mano tutti noi, specie chi guida le organizzazioni, si trova a che fare con delle persone che hanno esigenze diverse, sia i pazienti che i collaboratori, quindi un mondo nuovo in cui guidare con costante revisione degli strumenti che si ha a disposizione e la prontezza di cambiare anche le strategie per raggiungere gli obiettivi. Gli obiettivi di Horas restano quelli della cura e della riabilitazione, appunto della cura e della riabilitazione e della ricerca in campo riabilitativo, perché sono la nostra missione. Ma chiaramente il modo di perseguire la missione deve essere anche adeguato ai tempi che stiamo vivendo, e quindi in questo senso sia dal punto di vista dello sviluppo delle politiche sulle risorse umane abbiamo fatto grandissimi investimenti, sia dal punto di vista poi delle attrezzature, perché chiaramente dovevamo renderci anche competitivi rispetto a quelli che sono gli strumenti appunto a disposizione della cura per i pazienti. E, sicuramente questi sono stati i driver, diciamo così, di questi ultimi anni, e soprattutto anche quello di aver avviato il centro servizi per la persona con mielolesione. Il centro servizi è stato creato l'anno scorso, è stato avviato dopo una progettazione importante, ed è quel setting di diagnosi e cura a cui le persone con mielolesione possono rivolgersi nel corso della loro vita, quindi non è destinato esclusivamente alle persone degenti, ma è appunto destinato a dare risposte a tutti coloro che hanno questa condizione, non solo ovviamente nel bacino nostro di riferimento, ma quello regionale e anche ultraregionale, quindi un centro di riferimento di richiamo a livello nazionale. E, secondariamente l'altro aspetto, diciamo così, di nuova istituzione è stato quello dei servizi sanitari che vanno sotto il nome dell'Horas Plus, che sono servizi nati a favore delle aziende che hanno deciso di spendere in Horas il loro welfare aziendale sanitario, ma anche a favore dei cittadini che ci chiedevano di disegnare per loro percorsi di prevenzione da un certo punto di vista, diciamo così, standard, ma anche personalizzabili in relazione al bisogno di salute. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che il nostro ospedale, proprio perché si prende cura da sempre di persone che hanno bisogno di particolari accessibilità, è attrezzato anche dal punto di vista poliambulatoriale per farsi carico di tutti i pazienti che hanno delle esigenze particolari di accessibilità, e questo è un elemento che voglio sottolineare perché è importante, perché non si trova in tutte le strutture e perché noi siamo a disposizione di queste persone che hanno appunto dei bisogni specifici per farci carico, ad esempio, di fare una mammografia a una persona in carrozzina, che significa avere un mammografo che si alza e si abbassa, lo dico banalmente, ma ecco, effettivamente è così. Ecco, tutte le persone che hanno esigenze di questo tipo vengono accolte in Horas e possono trovare risposte ai loro bisogni di salute. Molto spesso insomma parliamo di pazienti complessi con situazioni delicate, quindi insomma questo è fondamentale. Dottoressa Montagnier, giovanissima, dal 2021 in Horas. Prima domanda, le chiedo che cosa fa un ingegnere clinico, per spiegare anche un po' quella che è la sua professione.
Allora, l'ingegnere clinico fondamentalmente si occupa di tutto ciò che riguarda le attrezzature sanitarie che vengono introdotte all'interno di quello che è il contesto proprio dell'azienda sanitaria, quindi non si occupa soltanto di acquistare, di individuare le attrezzature diciamo più idonee per le esigenze non soltanto diciamo dell'amministrazione ma soprattutto diciamo cliniche, e dall'altro canto diciamo si occupa di gestire lungo tutto il percorso di vita dell'attrezzatura stessa tutte diciamo le peculiarità dell'attrezzatura. Ecco. È chiaro che la scelta che noi andiamo a fare in termini di tecnologia e quindi poi diciamo di inserimento non ha solamente un impatto appunto come dicevo dal punto di vista amministrativo, ma trova anche appunto un'importanza molto elevata dal punto di vista clinico. Ecco che in questo contesto è fondamentale il rapporto con i clinici e con i professionisti diciamo della salute che diciamo devono entrare assolutamente in quello che è il percorso di scelta delle tecnologie. Ecco. Ci dicevamo proprio prima che le tecnologie rappresentano un elemento fondamentale che assume un aspetto sempre più diciamo peculiare all'interno del contesto insomma in cui viviamo costantemente. Sono strumenti che ci consentono appunto di essere sempre più all'avanguardia in termini di diagnosi, di trattamento e anche di cura proprio del paziente, e dall'altro canto... Per esempio che tecnologie stiamo vedendo? Allora, in questo caso specifico stiamo vedendo la centrale di monitoraggio che abbiamo installato recentemente presso appunto proprio il reparto, quindi l'unità operativa di cardiologia. Questa tipologia di investimento ha avuto un impatto un po' trasversale all'interno dell'organizzazione perché abbiamo ritrovato questa tecnologia non soltanto all'interno dell'ambito cardiologico ma anche all'interno del contesto spinale, quindi all'interno della nostra unità spinale e all'interno delle nostre palestre riabilitative proprio diciamo incentrate nel contesto cardiologico. Chiaramente non abbiamo eseguito in questi anni investimenti solamente all'interno delle degenze, ma gli investimenti più importanti si sono proprio rivolti al contesto radiologico fondamentalmente, che è un contesto in rapido sviluppo in cui le tecnologie fondamentalmente che noi andiamo ad utilizzare devono essere sempre all'avanguardia e che consentono da un lato diciamo di garantire un elevato profilo professionale proprio diciamo ai medici e quindi ai clinici e diciamo tutto il personale sanitario che eroga la prestazione, e dall'altro canto diciamo va a puntare a quello che è il miglioramento del percorso assistenziale del paziente, quindi anche la percezione proprio diciamo di un percorso migliorativo nei confronti del paziente. Abbiamo visto prima un'immagine del soffitto della nostra sala di TAC, fondamentalmente appunto di tomografia computerizzata, dove abbiamo scelto proprio in fase di lavori di installazione della macchina di predisporre un'umanizzazione del soffitto appunto della sala proprio per diciamo, dare importanza a quello che è il percorso e quindi la percezione che il paziente ha nel corso dell'esecuzione dell'esame, quindi nel corso appunto del suo percorso assistenziale. Che può essere un momento comunque delicato, magari di tensione, esatto, di preoccupazione, quindi più l'ambiente è accomodante, esatto, insomma meglio si riesce anche a gestire quei momenti. E questo è sicuramente fondamentale. È difficile, è facile stare al passo con i tempi dal punto di vista delle tecnologie che in diversi ambiti evolvono anche molto rapidamente? Allora diciamo che appunto come dice lei l'evoluzione è continua, cioè il contesto in cui noi ci troviamo è eterogeneo e in continuo cambiamento, quindi noi dobbiamo sempre essere al passo con i tempi e sempre cercare di individuare la tecnologia che sia quella più adeguata, non soltanto dal punto di vista tecnologico, quindi che sia all'avanguardia in termini proprio diciamo di tecnologia, ma che sia anche fondamentalmente la tecnologia più giusta per erogare quella che è la prestazione diciamo appunto adeguata al nostro paziente. Ecco, stiamo proprio vedendo il riferimento, se ce lo vuole raccontare, sì, questa attrezzatura. Allora questa diciamo è la nostra TAC, il nostro tomografo computerizzato, l'abbiamo installato a ottobre del 2022, per ora sia stato un grande traguardo perché fino ad ora, insomma fino a quel momento non avevamo un'apparecchiatura di questo tipo, che ha introdotto diciamo oltre che appunto diciamo l'inserimento di un'apparecchiatura all'avanguardia che consente di fare appunto prestazioni molto diciamo trasversali
diciamo di varie tipologie, ha consentito proprio anche al professionista sanitario di fare un upgrade professionale, perché fondamentalmente attrezzature di questo tipo finora nella nostra azienda non c'erano, e dall'altro canto ci ha consentito anche di dare un contributo proprio dal punto di vista regionale per quello che è lo smaltimento di quelle che possono essere le liste d'attesa, che rappresentano un problema diciamo in questo momento storico, e diciamo che in questo modo Oras ha dato un suo piccolo contributo, ecco, a contribuire insomma appunto ad erogare prestazioni per la società e la popolazione veneta e non, ecco. Questo è sicuramente fondamentale. Dottoressa Viotto, il paziente in collegamento, il paziente è sicuramente al centro, ma lo sono anche le persone che lavorano quotidianamente all'interno di Oras. Ci fa un po' una panoramica insomma di chi sono le professioni sanitarie, ce le racconta, spesso le abbiamo iniziate a conoscere forse in maniera un po' più approfondita durante il periodo della pandemia, ma non abbiamo secondo me la percezione perfetta di chi siano coloro che operano in questo campo, di chi siano e quali siano le professioni sanitarie. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza? Certo che sì. Allora, in Oras, per le caratteristiche della nostra struttura, operano una quantità e una qualità di professioni sanitarie molto variegata e con livelli di competenza altrettanto elevati. Diciamo che su un totale di 427 operatori presenti in Oras, l'85% di questi operatori, quindi 365 unità, sono diciamo professioni sanitarie, appartenenti sia all'area del personale del comparto, sia del personale di supporto ed anche del personale medico. Questi operatori, che normalmente, quotidianamente assicurano l'erogazione delle prestazioni di tipo riabilitativo ai nostri pazienti, sono presenti in tutti i setting assistenziali, quindi come diceva prima la dottoressa Romanello, in ambito di reparto, in ambito di day hospital, noi abbiamo 3 tipologie di day hospital, e in ambito ambulatoriale. Queste funzioni, queste diciamo caratteristiche di tipo professionale si esprimono attraverso le diverse categorie professionali e attraverso i diversi profili. I profili che afferiscono quindi ad Oras sono diversi, e di cui i più significativi dal punto di vista semplicemente numerico sono gli infermieri, sono i fisioterapisti, quindi l'area assistenziale e l'area riabilitativa, per poi seguire il personale di assistenza operatore sociosanitario e poi le altre figure dell'area riabilitativa, quindi le figure dei logopedisti, le figure dei terapisti occupazionali, la figura dello psicologo, importantissimo ruolo in questo nostro contesto. Poi magari cercheremo anche di comprendere quali sono gli ambiti in cui queste figure professionali erogano le loro prestazioni e in quale metodologia loro lo fanno, ed infine, ma non meno importanti, i tecnici di radiologia per quanto riguarda tutta l'area della diagnostica radiologica e ovviamente tutto il personale medico. Quando noi parliamo delle professioni sanitarie intendiamo parlare di figure professionali, di professionisti che hanno come loro diciamo metodologia di approccio al paziente la metodologia dell'approccio multidimensionale e multiprofessionale. Ciò significa che viene sposata in Oras quella che è la filosofia che l'OMS nel 1948 ha dato come concetto di salute, cioè un complesso benessere fisico, funzionale, sociale e quindi multidimensionale. Questo approccio chiaramente si esprime in Oras attraverso le diverse tipologie di attività e di piani riabilitativi individuali che i singoli team riabilitativi erogano, predispongono all'interno delle unità operative. Quindi è fondamentale per noi che questi nostri professionisti abbiano la cultura del lavorare insieme, del lavorare in equipe, del lavorare in termini multiprofessionali e conoscano le metodologie di approccio al paziente sia di tipo preventivo sia di tipo riabilitativo. Abbiamo visto anche le immagini, siete una bella squadra, ben composta, abbiamo visto insomma sorridenti e sono distribuiti come maschi, più femmine, le età, ho visto molti giovani se non sbaglio. Sì, in Oras in effetti la maggioranza degli operatori è del genere femminile e quindi diciamo che il 68% dei nostri operatori è costituito da donne. Oltre a questo noi abbiamo un'età media molto giovane, la nostra età media dei nostri operatori è sui 40 anni.
Addirittura ci sono alcune famiglie professionali, in particolare i fisioterapisti e i tecnici di radiologia, che hanno un'età ancora più giovane e quindi l'età media di queste famiglie professionali è intorno ai 38 anni. Poi invece rispetto alle altre figure professionali di area sanitaria abbiamo che l'età media del gruppo dei medici, dei nostri medici, è una media di 57. Quindi diciamo che nell'ambito delle diverse famiglie professionali noi abbiamo una grande variabilità di presenza, ovviamente nell'ambito dei diversi setting assistenziali, per cui è fondamentale nella gestione delle risorse di cui ovviamente mi occupo, saper governare questa leva strategica, cioè quella della rappresentatività dell'età di queste generazioni diverse, per valorizzarne le caratteristiche positive di ogni generazione, farne tesoro e far accrescere, diciamo, anche la capacità di fidelizzazione nei confronti dell'azienda. Dottoressa Bortolin, sono professioni che vengono ancora scelte quindi dai giovani, sono ancora attrattive? Lo sono e noi diamo grande spazio ai giovani. Da noi possono venire a fare i tirocini, per cui oltre a scegliere la professione la mettono anche in pratica. Iniziamo molto presto con l'alternanza scuola-lavoro, quindi ospedale come momento appunto di formazione, come scuola, e iniziamo appunto con l'alternanza scuola-lavoro delle superiori, dove lo studente può percepire, oltre al clima, quale potrebbe essere una futura professione. Stessa cosa vale per le scuole professionali, accettiamo i nostri operatori sociosanitari per dei tirocini, per poi passare al momento universitario, dove chi sceglie la professione sanitaria può venire qui a fare appunto i tirocini, per andare poi nella parte dei medici, quindi accettiamo i medici specializzandi e quindi si chiude un po' il percorso e poi attraverso i nostri bandi possono entrare a far parte della nostra grande famiglia Oras, dove appunto il capitale umano è il centro di interesse. Mi dà l'idea che questi giovani, queste persone che arrivano a lavorare in Oras non ci finiscano per caso, ma scelgano davvero di venire a lavorare in una struttura così all'avanguardia, un centro di eccellenza così importante in tutto il territorio veneto e nazionale. Sicuramente noi li accompagniamo nei percorsi prima formativi, quindi nella loro scelta fino ad arrivare appunto a fare il nostro concorso. Approfitto per dire che i nostri concorsi si trovano nel nostro sito, alla sezione Lavora con noi, dove appunto l'interessato che ha i requisiti per lo specifico bando vi può accedere compilando la domanda online, e poi avviene tutto il percorso della selezione. Chi viene in Oras viene accompagnato, come dicevo, perché c'è sicuramente la prima fase di affiancamento. Quindi chi viene in Oras non viene sicuramente lasciato solo, qualsiasi sia la professione che svolge. Abbiamo un programma che stiamo mettendo a punto di onboarding, per cui un colloquio iniziale, abbiamo anche dei gadget, quali la borraccia, perché appunto siamo molto attenti all'ambiente, e tramite la nostra borraccia i distributori che sono collocati nell'ospedale, appunto siamo plastic free. E continuiamo poi con dei colloqui ciclici durante tutto il periodo di prova, ma anche dopo, in modo da avere un feedback da parte dei nuovi assunti. Ecco, ci teniamo molto alla formazione. Ci crediamo molto ed è una leva attrattiva, ma anche per tutti i nostri dipendenti una forma, un continuo formarsi per dar modo di essere sempre più alta specializzazione. E quanto è importante, le chiedo, che si mettano in pratica e in atto tutte queste strategie per far sì che i giovani o comunque le persone scelgano di venire a lavorare in Oras e poi ci rimangano perché ci stanno bene in questa realtà?
Come dicevo prima, siamo una grande famiglia e siamo molto attenti ai fabbisogni, all'ascolto dei nostri dipendenti, dei nostri colleghi. Abbiamo messo in atto una serie anche di procedure che ci aiutano, come dicevo, sì, i colloqui piuttosto che lo sportello al dipendente, che abbiamo 2 giorni dedicati, però ovviamente l'ufficio personale è sempre a disposizione per qualsiasi urgenza o comunque emergenza, ma anche solo per fare una chiacchierata e capire appunto i fabbisogni. Come diceva prima la collega Gloria, abbiamo una popolazione dipendente molto giovane, ci sono molte mamme, per cui crediamo molto nella conciliazione famiglia-lavoro e come dicevo abbiamo messo appunto in atto alcune strategie, quali il family friendly, il cosiddetto family friendly, che sono l'attenzione durante il periodo estivo, dove appunto i ragazzi sono a casa da scuola, diamo un aiuto economico per ogni singolo figlio per un totale di 500 euro a nucleo familiare per poter accedere ai centri estivi. Questo da modo che i nostri dipendenti siano sereni nel venire a lavorare sapendo appunto che hanno anche un incentivo per sistemare i ragazzi durante il periodo estivo. Non solo, abbiamo istituito anche un numero WhatsApp per una comunicazione più facile e più veloce, quindi dobbiamo stare al tempi, la tecnologia ci aiuta e quindi cerchiamo di essere molto vicini perché abbiamo visto che ascoltandoci risolviamo prima i problemi e appunto è segno di attenzione e i nostri dipendenti lo apprezzano. E a proposito di figli, non lo vedete perché dietro a questo tavolo c'è un bellissimo pancione, la dottoressa Elena Montagneri, insomma in giovane, in dolce attesa, e quindi ecco anche la capacità poi di saper conciliare il lavoro con la maternità sono aspetti fondamentali. Sì, ecco, devo dire che l'azienda ha davvero un occhio di riguardo, ecco, per queste tematiche e io ne sono la prova, ecco, perché sto vivendo questo momento appunto proprio adesso e quindi ne sono proprio la prova, ecco. E fa la differenza? Fa la differenza, sì. Credo di sì, in un mondo che è comunque molto molto femminile, l'abbiamo visto dai numeri, e diciamo così, l'attenzione nel favorire questo ruolo difficile che la donna ha, senza penalizzarla appunto per l'espressione della sua professionalità, rappresenta a mio avviso un elemento di forza di Oras, unito anche al fatto che il senso di appartenenza a questa realtà appunto per me che ci sono da quasi 3 anni mi è stato fin da subito ben chiaro. L'80% delle persone ha un tempo di percorrenza inferiore al quarto d'ora da casa al luogo di lavoro. Questo significa che diciamo così, Oras ha un legame molto forte con il suo territorio e questo ne è davvero il valore aggiunto, quindi l'elemento proprio di personalizzazione, l'elemento di appartenenza rispetto appunto alla propria realtà di produzione, insomma, ecco. È fondamentale, anche perché insomma si ricorda sempre il lungo e infinito inverno demografico che stiamo vivendo, però se poi effettivamente non c'è dall'altra parte una politica anche di conciliazione e che favorisca le giovani mamme, sicuramente questo inverno demografico è destinato a non cessare. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi minuti, e poi torniamo ancora insieme. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio in diretta insieme ancora all'ospedale di Motta di Livenza, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione che quest'anno compie i suoi primi 20 anni di storia e quindi un po' si guarda al percorso fatto ma si guarda anche molto al futuro e a che cosa insomma ci sarà nella realtà di questo importante ospedale. Riparto dalle nostre dottoresse in collegamento Skype che ci hanno parlato insomma di quanto siano importanti le professioni sanitarie e del loro ruolo. Dottoressa Viotto, come si inseriscono poi queste professioni nel percorso di riabilitazione dei pazienti? Un percorso sicuramente in alcuni casi anche delicato e anche lungo e duraturo nel tempo. Sì.
effettivamente il percorso del paziente che viene accolto in ORAS può avere una durata importante, soprattutto per quanto riguarda i pazienti che vengono, diciamo, accolti nell'ambito dell'area neurologica, quindi nell'unità spinale e nella riabilitazione e rieducazione funzionale, taluni pazienti con importanti problemi legati a situazioni particolari o di tipo traumatico o comunque non traumatico possono avere diciamo un percorso riabilitativo anche di molti mesi. Ovviamente questo tipo di percorso che il paziente fa nell'ambito delle nostre strutture è un percorso che diventa nel tempo quasi familiare, nel senso che la persona, e non solo la persona, ma anche la sua famiglia, vengono inseriti e vengono accolti in un percorso di tipo multiprofessionale, di tipo di recupero delle funzioni che sono state in qualche modo perse e di riabilitazione di quelle funzioni che sono rimaste, che quindi in qualche modo devono essere riabilitate affinché la persona possa rientrare nel suo mondo personale, familiare, nel suo mondo sociale, alla scuola, al lavoro, in modo tale che la persona stessa acquisisca quelle funzionalità e quelle soprattutto conoscenze che le consentono di imparare a fare le cose che faceva prima con quelli che sono i limiti determinati dalla malattia. Quindi questo, diciamo, percorso così importante, così impegnativo sia per la persona, sia per la famiglia stessa e anche per gli operatori, viene in qualche modo programmato e organizzato dal team multiprofessionale sia nell'ambito neurologico ma anche nell'ambito cardiologico, finalizzandolo proprio a questo, davvero prendendo in considerazione la persona in maniera olistica, sia dal punto di vista di persona in quanto tale, sia dal punto di vista di persona malata che si deve riabilitare e deve riconquistare un suo spazio di vita e di progettualità nell'ambito del suo rientro, quando sarà il momento, a domicilio. Questo è importante soprattutto per i nostri pazienti neurologici. Per i pazienti, diciamo, di tipo cardiologico, pneumologico, questo percorso è sicuramente più breve dal punto di vista del recupero e della riabilitazione, ma non meno importante. E nei diversi setting che danno continuità a questo percorso, quindi la fase di arrivo in reparto, la fase, diciamo, subacuta e poi la fase riabilitativa presso le degenze giornaliere, quindi in day hospital, ed infine la fase ambulatoriale per i follow-up, per esempio, nei controlli dopo il percorso riabilitativo, prima intensivo e poi estensivo, la continuità di questa presa in carico da parte di tutta l'equipe riabilitativa è garantita nel tempo e garantita, diciamo, nelle professionalità presenti in tutti i setting assistenziali. E anche questo non è da poco. Le chiedo anche questo, dottoressa. Abbiamo parlato di quanto siano fondamentali e del contributo che danno davvero preziosissimo le professioni sanitarie al paziente. Hanno la possibilità poi coloro che appunto lavorano in ORAS di avere uno sviluppo interno e quindi insomma qual è lo sviluppo delle professioni sanitarie e anche delle loro competenze nel corso del tempo? Sì. Sicuramente la ORAS è un'organizzazione che crede molto alle competenze delle proprie risorse, infatti ne fa la base per lo sviluppo e anche le prospettive future. Posso portare l'esempio: nel 2022 abbiamo fatto partire come direzione un progetto importantissimo che riguarda la definizione delle competenze, dei profili di competenza delle professioni sanitarie del comparto ed è stato denominato Ora sviluppiamo le competenze. Questo progetto, che è un progetto importantissimo a mio parere, ha consentito a tutte le famiglie professionali del comparto di definire le performance che rappresentano la base di esercizio nell'erogazione delle prestazioni, quindi ritenute dai professionisti l'elemento essenziale per garantire la sicurezza e la qualità delle prestazioni al paziente, ed oggi questo percorso così importante sta sviluppandosi su 3 traiettorie, anzi direi su 4. Le prime 3 sono quelle che riguardano l'arrivo del neoassunto di cui parlava la dottoressa Bortolin, quindi noi abbiamo utilizzato quel modello di lettura delle professioni per accogliere le professioni del comparto che arrivano in ORAS.
La seconda traiettoria, che riguarda lo sviluppo degli strumenti di valutazione delle performance individuali attraverso l'inserimento di queste performance, ed il terzo, la terza traiettoria sulla valutazione dei bisogni formativi, rappresentando questi contenuti di esercizio professionale, il target di riferimento, lo standard di riferimento. Un'ulteriore traiettoria sulla quale stiamo lavorando, proprio perché crediamo molto allo sviluppo delle professioni e alla loro capacità di rispondere ai bisogni in evoluzione dei pazienti e all'evoluzione anche della tecnologia, sono le competenze avanzate. Le competenze avanzate che riguardano capacità di sviluppare per talune specificità di bisogni, poi ne faccio un esempio, una maggiore competenza da parte dei professionisti affinché quelle prestazioni vadano oltre le prestazioni di base, perché il bisogno del paziente ne determina, la necessità. L'esempio di cui volevo portarvi è l'esempio dell'idrocolonterapia. In unità spinale e in riabilitazione funzionale stiamo sviluppando un percorso di definizione, di sviluppo di competenze avanzate sia per il personale infermieristico sia per il personale medico nella gestione del paziente mieloleso con necessità di tipo riabilitativo, di tipo intestinale, affinché gli infermieri e i nostri medici siano in grado di garantire a questi pazienti una riabilitazione intestinale che consenta loro di rientrare a casa in autonomia. Quindi questo è un obiettivo fondamentale che è comune a tutti i setting assistenziali e che consente ai nostri operatori di sviluppare continuamente, quindi in progress, i propri livelli di competenza, sperando anche di permettere a questi, professionisti di sviluppare una fidelizzazione che ci consenta di far sì che loro possano rimanere con noi a sviluppare i propri percorsi di crescita professionale. Ecco, quindi dottoressa Bortolin ci aiuta a capire anche un po' meglio cosa fa Horas per il benessere dei suoi collaboratori e quindi quali sono le iniziative che vengono messe in campo, insomma, per appunto il benessere di coloro che lavorano in Horas. Certamente, allora un po' mi ricollego a quello che dicevo prima, noi abbiamo molte ragazze, molte donne, molte mamme, per cui prima di tutto un'attenzione particolare alla famiglia e al benessere, appunto abbiamo tramite anche degli accordi sindacali e dei regolamenti aziendali mettiamo in atto delle strategie che ci aiutano, quali il part-time. A tal proposito devo dire che riusciamo a garantire il part-time a tutte le nuove richieste che ci pervengono ogni anno e riusciamo a dare anche continuità alle proroghe, quindi riusciamo ad andare avanti fino ai 14 anni dei figli con il part-time. Chi è mamma sa bene quanto importante sia questa cosa e ci fa vivere più serenamente il posto di lavoro. Inoltre abbiamo un'attenzione non solo alle mamme, ma anche a chi è fragile e chi per la propria professionalità ovviamente può anche usufruire dello smart working, altra misura molto importante per noi. Inoltre quale benessere organizzativo abbiamo messo in atto anche un'attenzione all'ambiente e agli spazi dell'ospedale. Faccio un esempio, è stato allestito un gazebo non solo magari per i pazienti e i familiari, ma anche per i nostri dipendenti che magari durante la pausa pranzo, durante una pausa, vogliono fermarsi un attimo nella nostra area verde. Inoltre, come dicevo prima, l'attenzione quale sportello appunto al personale, dove abbiamo le colleghe dedicate anche per l'aiuto concreto per fare determinate richieste, quali le maternità, i congedi, il 104, diamo proprio un aiuto concreto nel richiedere le pratiche. Inoltre, e ne vado fiera, probabilmente
in giro di poco tempo daremo la possibilità ai nostri dipendenti di usufruire anche delle palestre. Finite appunto le attività di riabilitazione dei pazienti, potranno accedere appunto alle nostre palestre per la parte ludica. Insomma, questo era un annuncio in esclusiva che abbiamo voluto dare proprio per dare un po' la dimensione di quanto l'ospedale di Motta di Livenza faccia per i propri collaboratori, e quindi fondamentale dire insomma anche questo aspetto. Torno da lei, dottoressa Montagnier, perché abbiamo insomma raccontato un po' tutto il ruolo delle tecnologie e anche insomma la necessità di ammodernare le tecnologie che cambiano molto rapidamente. Tra le varie insomma tra i vari servizi che Oras ha portato a termine, l'anno scorso c'è l'attivazione del centro servizi per le mielolesioni. Sì. Anche questo è un aspetto e un centro servizi davvero molto importante per i pazienti. Sì, assolutamente. Diciamo che tutta l'area della riabilitazione neuromotoria e neurocognitiva è un'area su cui Oras vuole investire molto e vede delle grosse potenzialità, non soltanto diciamo in termini assistenziali ma anche in termini scientifici di ricerca, mi sento di dire, perché fondamentalmente andiamo a ricercare nuovi approcci terapeutici e quello che è un outcome per il paziente migliore. Gloria l'ha anticipato precedentemente, l'obiettivo diciamo di Oras è proprio quello di creare un centro che sia un punto di riferimento sul lungo periodo, quindi non soltanto nella fase acuta diciamo che affronta il paziente, ma anche diciamo in tutto quello che è il suo percorso di vita in cui si trova diciamo ad affrontare tutte le difficoltà che sono associate alla disabilità. Diciamo che dal punto di vista tecnologico, per poter mettere in piedi proprio questa tipologia di servizio, abbiamo acquisito delle tecnologie specializzate, quindi fondamentalmente all'avanguardia, per partire con quello che è l'ambulatorio di neurofisiologia clinica e dall'altro canto con l'ambulatorio di neurogastroenterologia, che è fondamentalmente diciamo legato alla tecnologia che nominava prima la dottoressa Viotto, ovvero diciamo l'idrocolonterapia. Dal canto invece diciamo di quella che è l'elettrofisiologia clinica abbiamo invece acquisito delle strumentazioni, delle attrezzature che rientrano nel contesto dell'elettromiografia, che consentono invece di andare ad indagare eventuali lesioni midollari o comunque cerebrospinali e di andare poi diciamo a dare uno strumento ai clinici per costruire quello che è un percorso riabilitativo ad hoc per questi pazienti, che sono fondamentalmente unici nel loro genere e ognuno di loro deve essere trattato diciamo appunto secondo la loro unicità, ecco, in questo senso. Un ospedale, lo abbiamo detto in precedenza, non in questo caso, ma che insomma collabora strettamente con Borgo Cavalli. Esatto, che è un centro di riferimento, anche questo insomma fondamentale per il territorio, per la cittadinanza di Treviso. Sì, noi abbiamo una sede operativa anche appunto a Borgo Cavalli, che è fondamentalmente diciamo un presidio ospedaliero che si trova proprio in centro a Treviso. Abbiamo già diciamo molti ambulatori che erogano prestazioni ambulatoriali multispecialistiche, quindi diciamo che vanno ad impattare appunto su varie tipologie appunto di prestazioni, con un largo spazio sempre all'ambito radiologico, proprio perché abbiamo tutta una serie di ecografi che ci consentono di erogare prestazioni diciamo appunto in ambito radiologico, e andremo prossimamente ad implementare la nostra offerta tecnologica con un sistema di radiologia digitale che consentirà al paziente oncologico di concludere il suo percorso diciamo all'interno della struttura stessa, ma che darà spazio anche ad altri pazienti esterni di usufruire diciamo di questa tipologia di prestazioni in un'area geografica così centrale come appunto è Treviso. Certo, tra insomma le sfide future c'è anche un progetto di teleriabilitazione, no? Sì. Proprio in un'ottica di medicina moderna. Sì, allora diciamo che Oras ha intrapreso recentemente un percorso di collaborazione con un'azienda che è leader nel settore della riabilitazione e che diciamo, ci ha consentito di mettere in piedi un progetto proprio riabilitativo con l'introduzione di apparecchiature all'avanguardia che ci consentono proprio di creare insieme ai professionisti della salute, che ricordiamoci sono sempre appunto il fulcro di tutto il percorso, ci consentono appunto diciamo di creare una strada, una via che poi culmina con quella che è la teleriabilitazione. È un obiettivo che Oras si pone per consentire al paziente diciamo, di poter usufruire di prestazioni riabilitative anche presso il proprio domicilio o comunque presso un qualsiasi luogo insomma, e si vogliono svolgere l'attività riabilitativa, pur sempre però essendo seguiti da quello che è il fisioterapista e quindi diciamo il professionista della salute che costruisce diciamo ad hoc un percorso riabilitativo per il paziente.
In questo modo andiamo ad abbattere sicuramente i costi degli spostamenti che sono associati appunto all'attività riabilitativa in struttura, garantendo maggiore flessibilità al paziente che può eseguire l'attività riabilitativa dove vuole ma anche quando vuole e al contempo è sempre monitorato dal terapista appunto presso la struttura ospedaliera. Dottoressa Romanello, insomma, abbiamo capito il ruolo di Oras nel contesto del servizio sanitario regionale, ma anche nel servizio e nel contesto territoriale di riferimento. Nello sviluppo futuro di Oras c'è anche questo aspetto, quello proprio abbiamo detto della teleriabilitazione e del teleconsulto. Come si sta muovendo Oras da questo punto di vista? Quanto può essere a vantaggio dei pazienti che abbiamo detto insomma essere al centro dell'attività dell'ospedale? Diciamo che sicuramente questi strumenti appunto citati, la teleriabilitazione e il teleconsulto, devono essere sempre più e sempre più saranno il fulcro di quello che è la medicina moderna, ma anche dell'organizzazione dei servizi. Adesso tutta la rete territoriale delle aziende ULSS è in corso di sviluppo e di ridefinizione e riorganizzazione anche tramite gli importanti investimenti che sono in corso appunto di svolgimento sul territorio, in particolare con le case della comunità della salute, quindi insomma tutto l'aspetto di riorganizzazione del territorio e necessariamente anche per ottimizzare appunto la numerosità che non è infinita dei professionisti, sarà importante che ci siano questi meccanismi di utilizzo della tecnologia, quindi quella trasmissione di immagini o comunque insomma di attività fatte localmente verso magari degli ospedali hub dove possano essere appunto fatte delle diagnosi tramite questi strumenti che sono quelle appunto del teleconsulto. Sono strumenti che nelle aziende sono già in uso dal punto di vista generale e anche noi con la teleriabilitazione chiaramente siamo chiamati a dare il nostro contributo perché è indispensabile insomma, che ci sia un'evoluzione che tenga conto anche delle esigenze delle persone di non spostarsi da casa, perché spostarsi significa anche coinvolgere magari figli o parenti che si devono prendere ore di lavoro, significa spostarsi, significa comunque anche un inquinamento che possiamo risparmiare, quindi insomma stiamo attenti anche a tutti questi aspetti che favoriscano insomma il buon esito della terapia con anche la sostenibilità della stessa, insomma ecco, è importante in questo senso. Oras ha concluso da poco un progetto europeo che era Protocols, un progetto appunto che è teso a delineare quelle sono le competenze del teleriabilitatore, quindi un progetto nell'ambito della formazione, un progetto europeo di cui Oras è stato capofila, che chiaramente insomma ecco, ben si sposa con quella che è la nostra missione e sicuramente che ci consentirà di mettere in pratica adesso con la teleriabilitazione quelli che sono stati appunto i moduli formativi delineati in questo progetto europeo. Certo. Senta, dottoressa, sabato 20 aprile ci sarà diciamo, la celebrazione di Oras, di questo ventennale importante, sarà una giornata dedicata ad approfondimenti insieme alle istituzioni, insieme anche ai collaboratori, a tutte le professioni sanitarie che abbiamo raccontato quest'oggi, una giornata dedicata anche alle loro famiglie per scoprire quella che è stata la storia di Oras, ma anche per scoprire quale sarà il futuro di Oras. Allora, immaginiamo Oras nel prossimo futuro, una mission, una visione insomma, che fanno da caposaldo ma in continua evoluzione proprio per venire incontro ed adattarsi ai bisogni dei pazienti. Diciamo che tutte le organizzazioni sono in continuo movimento e è indispensabile essere attenti ai tempi che si vivono e chiaramente la mission di Oras resta quella appunto della cura e della ricerca in campo riabilitativo e questo è appunto il suo caposaldo, ma chiaramente la modalità di persecuzione appunto con cui perseguire questo obiettivo necessariamente va continuamente aggiornato. Abbiamo voluto fortemente fare questa giornata appunto celebrativa perché è da un punto di vista istituzionale importante anche dirci che questa sperimentazione gestionale nata nel 2004 per volere della Regione è stata una sperimentazione fortunata e che ha portato ottimi frutti e che quindi insomma viene sostenuta dalla Regione proprio per essere espressione di una sanità di eccellenza.
ma anche per in qualche maniera celebrare quello che è il percorso di crescita che è stato fatto dalla struttura per il tramite dei suoi operatori. Quindi è un momento, diciamo così, scientifico da un certo punto di vista, con delle tavole rotonde scientifiche nei vari ambiti riabilitativi, ma è anche un momento che darà spazio a pazienti ed ex pazienti, ma anche ai professionisti che hanno contribuito alla storia di Oras e alle professioni appunto presenti in Oras che avranno modo appunto di esprimersi. Ricordiamo che in quella occasione saranno consegnate delle, diciamo così, delle onorificenze legate al ruolo del disability management che è nato in Oras per opera dell'architetto Rodolfo Dalla Mora, a cui noi teniamo molto, e quindi sarà una giornata che cercherà di rappresentare tutti, diciamo così, gli ambiti di competenza o quantomeno i principali di Oras. E se posso permettermi anche di ricordare che per opera fondamentalmente del professor Pauletto siamo anche addivenuti, che è il Presidente del Consiglio di amministrazione, siamo addivenuti alla ormai prossima avvio del master, che sarà il primo master in Italia sulle mielolesioni, in collaborazione con altri 2 importanti istituti che sono, diciamo così, come noi specialisti nel settore, ma insomma è un orgoglio particolare che penso, insomma, di cui dobbiamo il merito al professor Pauletto, che ha creduto molto in questo avvio. Un'esperienza unica in Italia. Sì, assolutamente, un'esperienza unica e che speriamo proprio anche di replicare nell'ambito cardiologico e cardiopolmonare, che sono ambiti altrettanto importanti, altrettanto di alta specializzazione, in cui Oras si sta esprimendo al meglio. In particolare citerei la parte anche pneumologica, che ha visto una crescita molto importante dopo il Covid, e attualmente siamo un punto di riferimento, direi fondamentale, nell'ambito delle degenze per tutte le persone che hanno un ambito, diciamo così, di criticità legato all'aspetto polmonare. Insomma, abbiamo capito che nel futuro di Oras ci sono ancora tante iniziative, insomma tante cose da sviluppare. Io vi ringrazio di essere state con noi e di avercele raccontate. Grazie alla dottoressa Oriana Romanello, amministratore delegato di Oras, alla dottoressa Elena Montagnier, responsabile di ingegneria clinica. Grazie. Grazie a voi. E ringrazio in collegamento anche la dottoressa Gloria Viotto, coordinatrice delle professioni sanitarie, e Stefania Bortolin, responsabile delle risorse umane in Oras. Grazie di essere state in collegamento con noi. Grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio Alberto Pivetta e Mattia Pizzaia in regia e vi lascio al film La commedia del potere. Arrivederci.